Buonasera a tutti, siamo qui nella nuova sede del Tempo, ospiti di Mario Secchi. Ci manca un po' il nostro divano bianco, anche perché la scorsa settimana abbiamo avuto un personaggio illustre, straordinario, un personaggio, com'era Piero il personaggio che abbiamo avuto ultimamente? Beh, io direi che ha fatto i fuochi d'artificio, se ne sono accorti anche gli altri, no? Infatti, alla Zanzara abbiamo avuto la nostra puntata con Scillipoti, ma oggi siamo qui con il più giovane coordinatore del PDL provinciale, ovviamente, non nazionale, perché chi è il più giovane coordinatore nazionale? Bondi, Verdino o La Russa? Bondi è del 59. E questo è tutto un dire, devo dire, appunto. Bene, invece lui da Ravenna, 29 anni, tra poco 30, è stato eletto in una lista unica, comunque questo non è scontato, è un dato importante. A Ravenna con noi invece l'ospite veramente che oggi ci aprirà il cuore è Giancarlo Galan, già ministro dell'agricoltura e dei beni culturali dell'ultimo governo Berlusconi. Ma soprattutto il Doge, come veniva chiamato. Perché il Doge, Giancarlo? Perché il numero uno del Veneto era il sindaco di Venezia, che si chiamava Doge, che governava su tutta la Repubblica Serenissima, in particolar modo sulle zone d'entroterra considerate le province povere, serventi di Venezia. Ci ritrovavi con questo soprannome? No, perché porta sfiga. Ecco, benissimo, mi sembra una bella ragione. Allora dovresti chiamarci adesso Zaia. Che lo si chiami pure. Ah, bene. Fatti suoi questi. Porta sfiga tradizionalmente. Porta sfiga, quindi non parliamo più di Doge, Giancarlo. Per noi sappiamo sì. Qui, ormai lo sapete chi ci segue, ci diamo del tu, anche con Giancarlo ci chiameremo per nome, quindi Giancarlo, una domanda subito a bruciapelo. Poi la nostra rubrica bruciapelo, poi te ne parleremo più avanti. Prima di parlare del PDL, che è il tema caldo che ci chiedono tanti che ci ascoltano, stamattina, ma anche ieri sera, il governo Monti è andato sotto. Non voglio sapere le dinamiche parlamentari, non ci interessa. A noi interessa sapere cosa pensi tu di questo governo tecnico. Io dovrei avercela intanto, perché mi hanno parlato a casa questi cosiddetti tecnici, no? E devo ancora capire il perché, insomma. Però sono stati chiamati lì per svolgere un compito che in effetti in parte stanno svolgendo. Il compito è quello di portare l'Italia fuori dalle secche economiche. Questo devono fare. Io vorrei che lo facessero un po' meglio di come lo stanno facendo. Perché Parli della politica economica in particolare? È quello il loro compito. Loro devono occuparsi di quello, del risanamento dell'economia e di migliorare una posizione italiana che è di difficoltà. Questo sono stati chiamati a fare. Sostenendo, noi avevamo vinto le elezioni, non abbiamo mica perso né per un voto parlamentare, né per una sentenza della magistratura, né per un voto del popolo. Siamo andati a casa per permettere di fare quelle riforme che solo con un governo di questo tipo possono essere. Senti Giancarlo, le facciano bene. Sgombriamo il campo. Altri 5 anni di questo governo, altri 5 anni per le riforme? Io spero di no, perché insomma in tutte le democrazie c'è uno che vince e uno che perde. Chi vince governa, se fa bene dopo 5 anni si vota e viene confermato, se fa male perde le elezioni e governano gli altri, ma i governi sono scelti dal popolo. Sì, ok, ma la Merkel è diventata padrona d'Europa, tra virgolette, perché detta legge con una grande coalizione. Ma non con la Merkel è diventata perché hanno fatto una grande coalizione che poi si è trasformata in un voto, ha vinto le elezioni, ha governato anche con pochissimi voti di maggioranza ed è diventata la padrona d'Europa, perché a capo della Germania, fosse stata a capo del Belgio, avrei voluto vedere. Alberto, senti, tu che vivi nel profondo rosso, possiamo definirlo profondo rosso? Direi di sì, abbondantemente di sì. Perché Qual è la regione più rossa, la provincia più rossa d'Italia, Ravenna o Reggio Emilia? Perché se la battono, no, credo. Ce la giochiamo, ci sono anche alcune parti del Ferrarese particolarmente rosse, poi c'è l'Emilia, esatto, Reggio Emilia, anche un po' di Modena. Dipende, ogni 5 anni c'è c'è una fase più rossa, la Romagna prevale. Oggi come siamo? Bordeaux oppure proprio rossi? Oggi siamo rossi. Rossi, bene. Senti, voglio chiederti Alberto, perché noi tanti amici, insomma tanti sostenitori, tanta gente che ci guarda,
si divide un po' in due fasce. Quelli che dicono, beh sì, in effetti questo governo se fa le riforme va bene, e quelli che dicono no, io ho litigato col mio vicino di casa perché era comunista, perché Berlusconi mi ha detto 20 anni che quello lì era il male, e ora oggi ci faccio la legge elettorale insieme, la riforma del lavoro. La gente, tu che hai fatto un congresso da poco, cosa dice soprattutto nel profondo rosso? La seconda tesi devo dire che è quella che prevale. I cittadini, i nostri elettori nel profondo rosso faticano a comprendere, ci chiedono spiegazioni, un po' il messaggio leghista sta passando perché è un messaggio di rottura, è un messaggio che accusa, da noi è già passato, che accusa invece, noi, da voi è già abbondantemente passato, è un messaggio di rottura che accusa noi in qualche modo di tradimento, perché questo è un po' il messaggio, e il nostro elettorato che in zone difficili come la mia per esempio è un elettorato che già si sente costantemente sotto attacco, ecco, si sente anche in parte tradito da questo PDL. Io cerco di spiegare, sicuramente ampia parte di chi si occupa del nostro partito sul territorio come eletto, come dirigente, ovviamente cerca di spiegare qual è stato il percorso che oggi... Come fa un giovane a diventare coordinatore? Dici, guarda, questa forse è la domanda più importante che io ho fatto un'intensa militanza. Ho iniziato neomaggiorenne, ne ho fatte tantissime, le faccio tuttora perché sul territorio a metterci la faccia da noi siamo in pochi. Sei consigliere comunale a Ravenna, esatto, da meno di un anno, però è evidente che con diciamo così, un percorso congressuale in qualche modo vecchia maniera come quello che c'è stato a Ravenna, sarei probabilmente ipocrita se evidentemente non dicessi che se non vi fosse stata la condivisione della vecchia dirigenza affinché ci fosse questo cambio di mano, questo passaggio, sicuramente oggi non sarei coordinatore provinciale. Già siete pochi, se poi vi spaccate pure, dici. Esatto, no, c'è stato un ragionamento di questo. Tu questo. vieni dalla militanza, tu vieni da Publitalia, quindi due generazioni a confronto. La classe dirigente che è nata nel 94 veniva da un mondo diverso che non era la politica, no? No, non era, ma nella vita capita a tutti un colpo di culo, si dice. Capita, passa. Basta saperlo cogliere, dopo non tutti. Però tu hai detto che ci hai rimesso con la politica, cioè guadagnavi molto prima, mi ricordo ma la tua che ci ho intervista. rimesso dei soldi, ma chi se ne frega, ci ho guadagnato, a 37 anni facevo il presidente della regione del Veneto, con cosa vuoi confrontare? Certo, si guadagnava di più prima, ci si divertiva anche di più forse, ma le emozioni, la vita, dai, è impagabile. Quindi capita questa fortuna, il fatto è che capita sempre meno. E che l'Italia è un paese sempre più bloccato, è bloccato in Forza Italia PDL, sempre di più bloccato, non capitano più questi. È bloccato anche nella società normale, è diventato il paese in cui chi è figlio di operaio ha la più alta probabilità di fare l'operaio nella sua vita, chi è figlio di notaio di fare il notaio. È un sistema bloccato perfino nel Veneto, dove era proprio c'era il sogno americano a casa, Benetton che da operaio diventa Benetton, ecco, ma moltiplicato per 100, 1000, 100.000, 1 milione di abitanti, 1 milione di imprenditori, ecco. L'Italia è un paese bloccato ed è bloccato soprattutto verso due categorie. Bisogna lavorare con più i giovani e le donne. Ci sono poche opportunità. Io l'ho avuta, l'ho sfruttata nel modo più fortunato del mondo, qualcosa ci avrò messo anche di mio, ma l'ho avuta. Ad altri non capita e fa sempre più fatica a capitare l'opportunità. Quindi per far politica oggi o hai un padrino politico che ti sostiene, oppure un colpo di culo. Un colpo, perché qui già stanno dicendo viva il colpo di culo di Galan, perché ora è diventato già un trend, il colpo di culo è una bella cosa.
Ma io devo ammetterlo, insomma, devo riconoscerlo. No, ma tutti forse dal 94 credo che un po' di colpo di culo l'abbiano avuto, no? Ma tanti, qualcuno l'ha sfruttato bene, qualcuno no, perché non aveva qualcuno e allora cosa è mancato? Ma l'importante è che ci sia l'opportunità, che ci siano le opportunità. Questo è stato Berlusconi a dare che ci sia movimento, che ci sia una possibilità, un sogno, no, se no è tutto definito, no? Lo sai già prima. Cosa è mancato a Berlusconi per dare compiutezza a questa azione che aveva fatto riformatrice e anche rivoluzionaria, mettendo per esempio uno di 37 anni, sconosciuto alla politica, a capo di una regione importantissima? Beh, intanto una bella propensione al rischio, perché poi non tutti sono andati bene, no? Io posso dire davvero, credo di essermi guadagnato la pagnotta per dire, o di aver meritato la fiducia o la fortuna che mi era capitata. Per altri non è stato così. Che cosa serve? Guardate che conta anche dopo molto l'applicazione. Io vedo tantissimi giovani, li vedo per esempio a Vicenza, dove a una situazione di partito complicata, diciamo così, si contrappone un'area di giovani, giovanissimi, bravissimi. Io se fossi stato, non voglio criticarlo, ma se fossi stato Angelino Alfano, oppure se fossi stato, l'avrebbe fatto Berlusconi 20 anni fa, 15 anni fa, con certezza avrei preso il partito e l'avrei affidato ai giovani. No, fate voi. Quello più vecchio ha 30 anni, quello più giovane ne ha 18, fate voi. Tanto sarà mica una tragedia, no, Vicenza? Facciamo una prova, diamo un'opportunità. Fanno male, rimani a casa, formattiamo, sì. E invece non l'abbiamo formattato, a Vicenza ha votato il 18% degli aventi diritto al congresso, quindi di tesserati. Una storia un po' brutta a Vicenza. Lasciamo perdere, va là, cambiamo città. E a Ravenna quanto ha votato? Qual è stata la percentuale? Il 51, 52. Ma gli altri, scusa Alberto, io faccio la tessera perché c'è il congresso. Sì. Mi spieghi perché il 51 a votare, quell'altro 49 mi dite che fa? Che non va al mare perché va al mare, o va al mare oppure si è scordato. Ma, bravo, perché è la prima volta che io sento fare questa affermazione pubblicamente, ed è vero. Uno si iscrive solo per... Qual è l'unico atto che fa l'iscritto? È quello di andare al congresso a votare. Se non va manco a quello, mi spiegate perché è iscritto? Sì, iscritto spontaneamente. Basta però, dai. Spontaneamente. Noi siamo riusciti nella incredibile opera di trasformare un episodio positivo, gli iscritti, i congressi, l'opportunità di dibattere, in una cosa miseranda. Cosa pensi delle primarie? Mi piacciono. Come istituto, dico. Cioè, qualcosa bisogna fare per far scegliere ai cittadini i rappresentanti. Allora, qualcosa bisogna fare. Io non credo alle preferenze, perché non permettono di scegliere, portano i costi della politica a livelli inaccettabili, fanno sorgere delle porcherie più atroci e soprattutto non si sceglie. Insomma, adesso, e bloccano il sistema, perché il sistema è molto più bloccato quando ci sono le preferenze che non nell'altro caso. Se lo dice un vero, no. Pensa in rimuovere uno dei miei consiglieri regionali, ci vuole la dinamite, insomma, in alcuni casi, ecco, e con costi elevatissimi. Però bisogna far scegliere, quindi le primarie, ma regolate per legge e messe sotto un principio che deve essere chiaro, che tutti quelli che partecipano alle primarie si impegnano fin dal primo momento ad accettare il responso e a fare la campagna per quello che ha vinto le primarie, ecco, così mi piace. E questo dice il regolamento delle primarie del PDL. Poi ci sono alcuni casi in cui, come a Rieti, c'è il candidato che ha perso, che forse si mormora, si fa la sua lista, però ovviamente non possiamo frustarlo. C'è anche il caso. Le prime primarie d'Italia le ha fatte il PDS, si chiamava allora, credo, o PD, ma a Chioggia. Chioggia è una città di 60.000 abitanti, non un paesello della provincia di Venezia, la quinta città del Veneto. Le ha vinte uno che si chiamava Rudy Varisco, bravissimo devo dire anche. Siccome non gli piaceva l'ha cambiato e ne ha messo un altro, che ha perso. Ha vinto il nostro, poi siamo stati così bravi che hanno litigato, così è andato a casa anche il nostro. Da casa ci scrivono, tale Lupa, che sta per Lucrezia Pagano, perché l'ho vista anche su Twitter, vuoi andare in incognita, ma dove vai in incognita? T'ho sgamato.
Domanda per Galan. Ecco, secondo lui ci sarà la migrazione da Via dell'Umiltà così è come minacciato oggi da Storace? Ci sarà la migrazione da Via dell'Umiltà? Cioè che se ne vanno tutti. E dove migrano? Nell'UDC il terzo polo. Da Storace non vanno di sicuro. Non ci sarà nessuna migrazione, anche perché l'appeal dei luoghi migratori non è tale da convincere qualcuno a fare un viaggio. Se continuiamo così qualche disamoramento ci sarà. Io sono convinto un po' che Passera possa attirare. Ma attira. non può anche essere, però qualcuno mi deve spiegare cosa ha fatto di tanto formidabile Passera. Io spero che lo faccia, perché andrebbe bene all'Italia, però uno mi deve... Il Papa straniero, il Papa nero, come si dice? Il Papa straniero, come si dice? Si aspetta sempre che venga qualcuno dall'esterno perché l'interno non offre. Però c'è una cosa, adesso una cosa diciamola seriamente, c'è un momento di delusione, di distacco dai partiti, e se ci fosse un'offerta alternativa seria, con fascino, con charme, probabilmente avrebbe successo. Come nel 93-94, sì, diciamo. Di Berlusconi per fortuna ne nasce. No, per carità, però come tempi dice. Per fortuna è particolarmente gradito. Scusa, e la base cosa dice di Passera eventualmente? Che capitano di parlarne con gli altri militanti? La base che conosco io pensa di Passera ciò che pensa di Montezemolo, benché siano casi abbastanza diversi. Però appaiono tutti usurpatori di Berlusconi, che è ancora visto come l'usurpato, proprio per i motivi di cui parlava Giancarlo Galan all'inizio della trasmissione, ovvero che non siamo stati sfiduciati, eccetera, eccetera, eccetera. C'è qualcun altro, e i papi stranieri, se così li vogliamo definire, chiunque siano, non sono visti bene. Dalla base... quella del profondo rosso, perché io so che ci sono basi diverse, ne sono consapevole, dove amministriamo ci sono sensibilità anche diverse. Alcune domande che ci arrivano, questa ci arriva da Twitter, Alessandro Biafora, ma primarie anche per i parlamentari? Approfondisco la domanda, la voglio fare un po' più lunga. Rimanesse questa legge elettorale, le primarie dovrebbero essere obbligatorie, non trovi? Si complica il meccanismo, per carità, nulla in contrario, però dipende dalla legge elettorale che fai, perché se fai una legge elettorale basata sui collegi, allora è facile fare la primaria. Se dovesse rimanere questa legge elettorale, come fai a fare le primarie? Quindi tendenzialmente sì, è chiaro che se si accetta il concetto delle primarie, anche il sistema elettorale deve essere possibile, deve essere compatibile con il sistema. Cosa significa andare oltre il PDL? L'hai detto ieri al Foglio. No, io non mi ricordo cosa ho detto, no. ma siccome dico quasi sempre la stessa cosa, ripeto quello che credo di aver detto. Il PDL ha avuto alcune cose positive. A Verona sostanzialmente, il caso di Verona. No, alcune cose positive e alcune cose negative. Bisogna togliere quell'elemento assolutamente negativo che il PDL ha avuto, e cioè la tendenza ad escludere. E noi abbiamo escluso tanti, l'UDC, abbiamo escluso, che è l'esatto opposto di quello che in un sistema bipolare un partito deve fare, cioè includere, portare dentro. Nei grandi partiti bipolari, nei sistemi bipolari del mondo, esistono posizioni molto diverse all'interno dello stesso partito. Insomma, nel Labour Party in Inghilterra c'è Kinnock, trotskista, e Tony Blair, che è un liberale, ma stanno insieme. Schwarzenegger sta insieme ai Tea Party. Ma perché non deve essere possibile qua in Italia? Perché abbiamo mandato via invece che aprire le porte? Colpa perché della la Lega? gente venisse? Colpa della Lega? Cioè ci siamo appiattiti sulla Lega, nell'alleanza con la Lega, escludendo tutto il resto? È il appiattimento sulla Lega, che è stato un po' l'effetto, un po' la causa. Noi abbiamo avuto come partner titolare della Golden Share la Lega, che ci ha imposto alcune scelte nefaste, ci ha imposto la sua linea oltre il suo peso elettorale. Ma non come giudichi questa azione che ha fatto la Lega? Forse secondo me attraverso Tremonti l'ha fatta, soprattutto qui a Roma. La domanda è: strapperesti la tessera del PDL a Tremonti?
Io darei la testa del PDL a tutti quelli che la chiedono, per principio. Quindi, ma secondo te l'ha Temo fatta? che Tremonti non l'abbia mai fatta, non l'abbia mai chiesta e abbia segretamente avuto in tasca quella della Lega da tanti anni. Bene. Sarebbe una Bene, notizia insomma, però interessante insomma, questa da giudico sapere, dagli non dovrebbe atti. neanche Sì. essere complicatissimo. Chiediamola a Gregorio Fontana, responsabile Esatto, adesioni del PDL. esatto. Lanciamo un appello. Giulio Tremonti è iscritto al PDL. Adesso lo lanciamo su Twitter. Lanciamolo. Piero, fai una domanda che lo Lanciamolo scrivo. Dai. Sì, no, volevo chiedere una cosa. Oggi in un'intervista sul Libero, Maroni dice: nel 2013 farò la pace con Angelina Alfano. Quindi quasi per gettare un amo. È un modo per scavalcare Bossi o semplicemente un modo per cercare di ricomporre una frattura che alle amministrative ci sarà e che magari alle politiche potrebbe non esserci? Ma è un modo di uno che pensa, presume di essere il leader un domani e che si tiene le porte aperte, perché insomma anche Maroni ha capito che anche se diventa il capo della Lega, senza di noi perde, perché è inutile che facciano tanti fenomeni, noi vinciamo se abbiamo anche loro con noi, ma loro senza di noi non vincono niente. Certo. Quindi si tiene aperte le porte, ma chissà cosa ci sarà fra 3 anni. Chi lo sa, pensa quanto più forte, più dura, più violenta era la frattura fra noi e la Lega quando si mettevano i cappucci, il mafioso di Altro, e dopo invece amore per Che giudizio dai di Zaia? O una era la domanda. Un attimo. Vabbè. Cosa succede? Che giudizio dai di Zaia? Dovrebbe avere più coraggio. Quando si è in una posizione come quella bisogna avere il coraggio di scegliere a costo di sbagliare, lui non ce l'ha, non l'ha dimostrato fino adesso. Un incoraggiamento ad osare. Non è Ti mai manca piacevole. Maroni. È sempre spiacevole dare un giudizio sul tuo successore, giudichino gli altri, giudichi la gente, però se gli dovessi dare un consiglio è questo: sbaglia, pensa meno a cosa dice la gente e decidi di più. Io faccio una considerazione, però in tutta questa fase di Galan, no? Perché per noi a Roma, a Veneto, Galan, parole sovrapponibili, se a scuola si scrive Galan o Veneto la stessa cosa non te lo correggevano. Quali sono le regioni d'Italia? Lombardia, Galan, perché adesso troviamo la Lega così forte e un PDL in rimessa? Cioè, ti senti un po' responsabile? No, sinceramente. No, ma è evidente il perché. Abbiamo ceduto tutto. Li abbiamo fatti crescere noi, insomma, questa è la sintesi. Certo, noi abbiamo, ahimè, lo dico adesso, il PDL ha venduto il Veneto alla Lega. Lo ha venduto vendendo la presidenza, vendendo tantissime deliberazioni e tantissime scelte, lo ha venduto in tutti i modi. Potrei fare anche gli esempi che rendono eclatante questa. Falli. Te li faccio? Sì. No, Tremonti che viene ripetutamente in Veneto, quasi mai, con esponenti di Forza Italia o del PDL, ma sempre con quelli della Lega. Festeggia la scelta di Zaia, presidente al posto di uno del PDL come candidato. Recupera anche qualche finanziamento per la campagna elettorale. Accredita la Lega presso le principali categorie economiche ed anche ecclesiastiche, insomma, fa l'uomo della Lega. Ma peggio di tutto, l'esempio, tanto lo faccio privatamente, lo faccio per una volta anche in pubblico, ma vi ricordate quando ci fu l'alluvione in Veneto? Sì, Berlusconi disse, con 300 milioni che il governo aveva trovato per aiutare gli alluvionati, disse vado sabato a portarli. Non andò il sabato, ci andò il martedì successivo, accompagnato da Brunetta, da Galan, da Sacconi, da uno dei suoi, no, accompagnato da Zaia, ed era giusto, accompagnato da Bossi, accompagnato da Cota, e qualcuno mi deve spiegare perché, accompagnato dal figlio di Bossi. Beh, insomma, allora che non aveva capito dove dopo fosse. è dura, capite, prendere qualche voto. Giulio Tremonti, cittadino di Pavia, non ha fatto un minuto di campagna elettorale per il sindaco più giovane d'Italia che abbiamo a Pavia, che è Alessandro Cattaneo, Forza Italia, PDL, non ha fatto un minuto di campagna elettorale. Forse ha fatto bene. Non mi meraviglio affatto, ma magari hai vinto per quello.
Ma che giustificazione ha dato Berlusconi al fatto di essere venuto? Che non voleva Tremonti? Che Tremonti non voleva nessuno di voi? Ma Posso capire secondo me Brunetta non perché si sa C'è che bisogno di chiederlo. Piero, vai. No, una cosa, Alberto, AN Forza Italia, come vivi tu questa spaccatura profonda che comunque c'è un po' a Roma, non possiamo nasconderci sul territorio? Diciamo che anche sul territorio del Profondo Rosso c'è stata, io devo dire negli ultimi 6 mesi e a congresso appena terminato con mozione unitaria, io devo dire che il mio vicevicario, che è l'amico Paolo Savelli, che ha 5 anni più di me, non 30, è stato espresso anche dagli amici di Alleanza Nazionale, ma è nato con Forza Italia, quindi direi che per esempio sul nostro territorio le cose stanno migliorando. Certo, secondo me quando si avvicinano le elezioni amministrative si sente maggiormente anche la spaccatura, non c'è dubbio. Si sentono, diciamo così, i richiami della foresta. Secondo te, Alberto, perché Alberto Ancarani a Ravenna sì e a Roma no? Cioè a Roma non ci potrà essere, secondo me, un coordinatore di 30 anni. Perché questo, Alberto? Su questo avrei una risposta un po' articolata. La cosa più brutta che posso dire è perché forse siamo l'ultima provincia dell'impero, come dice un caro amico di Piero, che è l'amico Marco Bertozzi. Siamo l'ultima provincia dell'impero e questo, a mio avviso, si può dire addirittura di una regione dove governavamo, che è il Veneto, ma si può dire delle regioni in cui il centrodestra e prima Forza Italia, oggi il PDL, in quanto perdenti, non hanno scelto di investire, perché come lo si può dire, dove è stata ceduta sovranità alla Lega o ad alleati di vario genere, a mio avviso nelle regioni, nelle località particolarmente rosse, un partito dovrebbe fare strategia, è una strategia di lungo termine, certo, e investire maggiormente, investire più, in un certo senso proporzionalmente più a Ravenna che a Milano. Non c'è dubbio. Giancarlo, una domanda che ci fa un nostro amico su Twitter, Enrico Chiusi. Allora, da 20 anni Giancarlo Galassi occupa posizioni di vertice, perché adesso fa il formattatore? Questo è cattivo. Ma no, è cattivo. Intanto in 20 anni lui non immagina neppure quanti hanno cercato di farmi la festa. Hanno perso e sono ancora qua, però prima o poi capiterà qualcuno che ci riesce. Ma c'è un senso invece giusto, ma io sono pronto a essere rottamato, no? Formattato. Si decide, ma magari si dessero alle prossime elezioni politiche metà dei collegi, io penso che ci saranno i collegi, ma sospetto che non si modificherà la legge elettorale. Sospettiamo anche da questo. Ma io mi aspetterei che quelli che sono ormai qua, quindi andassero, congiuntivo sbagliato. Ma quello che cancelliamo, la dieta è andata, quella che ci andassero a casa. Ci sarà una speranza per i nuovi, ci sarà un'opportunità, ci sarà un colpo di culo in attesa anche per qualcun altro, no? Un colpo di culo per il trend è sempre Quindi, più forte. Se si decide che io sono fra quelli che devono andare a casa, va bene, non deve essere un dramma. Hai mai pensato di fare una tua lista in Veneto? Una lista Galan? E come faccio a dire? Certo che ci ho pensato. Perché non l'hai mai fatta? Perché io ho avuto, adesso dico una roba commovente, quasi toccante, un po' patetica, perché io ho avuto tutto da Berlusconi, no? Tutto. Come faccio a tradirlo? È vero che lui mi ha tirato un bidone, ma offendendomi, però è un bidone rispetto a tutto quello che ho avuto. No, questa mi è sarebbe una sembrata missione. Dovremmo sentirla più spesso. Bravo, Dovremmo sentirla più spesso, invece c'è tanti transfughi, tutti se la prendono con Scilipoti che è passato da Di Pietro a noi, ma noi abbiamo una marea di gente, insomma, che ha voltato le spalle per molto. Perché i valori della vita poco. nella politica non contano niente, ahimè, questa è la tragedia. Nella politica contano altri, purtroppo conta, Berlusconi dice sempre il bene trionfa sul male. Io non sono mica tanto convinto di questo. Speriamo bene. Bene, allora noi siamo. Ma i valori sono diversi. No, perché noi adesso siamo alla puntata al giro di boa, no? E facciamo una piccola rubrica, vi faremo 10 domande ciascuno.
Voi potete rispondere sì o no, o potete anche non rispondere se la domanda insomma vi sembra troppo impertinente. La fa lui. Posso chiamare Ghedini il mio avvocato? No, aspetta, perché Ghedini è già la seconda tutti persona Ghedini. che dice vuole chiamare Ghedini. Certo, lui fa l'avvocato per me, Veneto. è mio concittadino, ci mancherebbe altro. Ma Ghedini fa il parlamentare perché è avvocato o fa il parlamentare perché è il tuo avvocato? No, fa il parlamentare perché è bravo e perché è opportuno che sia là. Ah, non è come Feltri che dice che Berlusconi l'ha fatto avvocato per non pagarlo. Guarda, L'ha fatto parlamentare per non pagarlo. credo che costi un pochino di più di un dello parlamentare. stipendio di parlamentare. Va bene, iniziamo con Alberto Ancarani. Allora, le domande appunto 10 sì e no, sono rafforzativi se vuoi, quindi particolarmente sì o particolarmente no. Poi alla fine se vuoi puoi spiegare qualche risposta. Se vuoi puoi anche non rispondere, ti esimi, però poi noi le pubblichiamo e quindi insomma, verrai giudicato. Allora, la prima. Il PD è un buon alleato per il PDL? No. Ma convinto, Afforzativo. Si può fare carriera in politica senza padrini o sponsor? Sì. Hai mai fumato uno spinello? No. Mitt Romney sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti? Mitt Romney? Temo di no. No. Rafforzativo o meno. Ti promettono un seggio in Parlamento in cambio della tua partecipazione al Grande Fratello. Accetti? Sì. Io che ti conosco, appunto. Ma anche per molto meno, secondo Io per me. andare al Grande Fratello, non per il seggio. È una mossa intelligente allearsi nuovamente con Casini? Può darsi, sì. No, sì o no? Sì. Giustamente, Galanno. Dopo che ci ha tirato il pacco quest'altro. Beh. Le ventenni sono generalmente più belle delle quarantenni? Sì. Questo è il nostro autore, è fissato con questa domanda, nessuno gli aveva risposto di sì, finalmente qualcuno gli ha risposto di sì. Un uomo politico non può sempre dire ciò che pensa, è vero? È vero. Sì, quindi. Se tuo figlio ti dicesse di essere gay, saresti dispiaciuto? Sì. Hai letto Gomorra? No. Bravo. Beh, bravo. Scusa, Bravo, non per Gomorra, ma perché ha risposto a tutto. Bravissimo, perché insomma ha risposto a tutto, non si Dopo si è magari sottratto a commentiamo, nulla. io voglio fare 2 domande, Alberto. Sì, perché ce ne sono anche un paio che potrebbero andare bene per Giancarlo. Allora, in tema di Ma sesso... non c'è un'interruzione pubblicitaria così bevo un'acqua? no, qua possiamo chiedere l'acqua. qui siamo a casa, Qua siamo live, non c'è nessun problema, ci mancherebbe. Tanto... Oggi poi abbiamo anche una fai piccola, bene una piccola cornice di pubblico, perché questa Esatto. è la sede dove noi tra un'ora e mezza faremo la diretta di Speciale Movimentando su un convegno che si terrà con Angelina Alfano, Renato Farini, ci sono anche io, e si parlerà di 2.0, di rete, come i politici affrontano il tema della rete. Poi peraltro so che tu sei un grande twittatore, non ti hanno chiamato al convegno. No, non sono un grande, ho cominciato da poco. Però mi scrivi sono delle reso- robe. Ma mi sono reso conto che era un mezzo che è il nuovo mezzo per comunicare. Si va direttamente. Ammetto, io faccio un po' di fatica lì, tutte ste chiocciole, ste slag, Hashtag. faccio fatica, ammetto, però sono lì che mi esercito Salivo con grande oggi costanza. salivo su Bellissimo. con un nostro comune amico che era assessore del comune di Prato, che mi diceva dobbiamo fare un evento, perché formattiamo, il PDL farà un evento dove incontrerà tanti giovani e diranno come vorranno fare il partito del 2018, del 2020 e via dicendo, cioè lo faremo adesso, insomma, no? E mi diceva, sai, però Twitter, io voglio attaccare manifesti, voglio fare volantini. Che dici? Ma io lo capisco perché... Ma l'uno non esclude adesso, l'altro. Dopo, perché non è mica finita, dopo Twitter passo anche Google+. a Facebook. Ah, no, al computer un po' di cosa ce l'ho. Però è già E innovativo dopo perché passo passa a pure- Facebook dopo Twitter e Esatto, non viceversa. esatto. Perché invece prima succedeva il contrario fino a qualche insomma, tempo fa. e dopo passo pure al blog. Guardi, Dopo- ragazzi, no, l'hanno no. suggerito, l'hanno suggerito il blog. Dopo speriamo che non fermarci là. inventino nient'altro perché Aprirà presto. mi sento obsoleto. Faccio una domanda, non so se... Aspetta, prima voglio vedere se ce l'abbiamo. No, che fai? Sai cos'è un Kindle? Un? Kindle. Sì, il Kindle l'ho avuto per primo e c'erano solo i libri, quello che si Bravissimo. ho avuto l'Amazon Kindle primo, regalato per i primi, è il primo però che sa con cos'è il un po' di Kindle. delusione
perché era così anticipato che si potevano comprare solo libri in inglese. Ah, ecco. E cioè, fra Kindle, l'inglese, l'hashtag, Ha fatto la domanda, la stessa domanda, non mi ricordo a chi, non so se ci li può un altro sul Kindle, e mi ha risposto il Kinder. Sì. Kinder, invece l'avrai pronunciato male, questo ho fatto apposta. Colpa tua. Hai fatto apposta. Allora, Via. iniziamo. In tema di sesso, Giovanardi è affetto da turbe e fobie preoccupanti? È una tua dichiarazione? Sì, cioè lui ha fobie Sì, ecco, diciamo. inquietanti. Ah, perfetto. Gli omosessuali dovrebbero avere il diritto di sposarsi? Sì, È opportuno che la Lega vada da sola alle amministrative? no, Tremonti è stato un buon ministro in questa legislatura? no. Saresti contento se tua figlia partecipasse ad una festa elegante di Arcore? Una festa? Una cena elegante di Arcore? La spezzo la schiena. No, non sarei contento. Un attimo. Se Berlusconi fosse premier, Dell'Utri sarebbe stato condannato se fosse ancora premier? Questa è una bella domanda. No. Ok. Fabio Perché Fazio. io comunque ho fiducia in una buona parte della magistratura, comunque. Quindi credo che non sarebbe stato diverso. Fabio Fazio finge di essere ingenuo? Sì, Se un gruppo di terroristi lanciasse 150 missili in 4 giorni a Roma, l'Italia avrebbe il diritto di difendersi? beh, il dovere. Nel nord Italia si lavora di più? No, Hai letto il si manifesto? lavora meglio. Capito il Certo, meglio. sì, perfettamente. Hai letto il manifesto del Partito Comunista? Non ho capito niente. Hai mai letto il manifesto del Partito Comunista? Benissimo. quindi Bene, è stato bravo, no? Ha risposto in particolare 2 risposte No, perché molto dovrebbero belle, anzi, 3. sposarsi due gay? Io ho l'impressione che quando allora io tanto per dire la posizione corretta, io credo che la famiglia sia l'unione fra un uomo e una donna. Che altre unioni abbiano abbiano diritto, o forse a mio avviso anche lo stesso diritto a vedersi tutelati dai provvedimenti normativi. E ho l'impressione che quando noi parliamo di queste cose assumiamo una posizione che è un po' quella, tanto per citare una ricorrenza, di 40 anni fa, quando si vietò, si bruciarono, addirittura si condannarono al rogo le copie del film con Marlon Brando e Maria Schneider, ecco, Ultimo tango a Parigi. Una cosa ridicola, perché oggi lo guardiamo, no? Quando si condannava la lettura di Emmanuel, che è stata una lettura fondamentale nella mia vita, Anche quello d'Alberto, lui ha visto tutti i film. che adesso viene Tutti i allegata film a hai Panorama come numero omaggio. Si vietava io ricordo la Hit Parade e si ometteva di mandare Je t'aime moi non plus, canzone straordinaria di quei tempi. Si fanno cose ridicole, un po', per carità, quello di Ultimo tango a Parigi non è che fosse un gran film, e poi noi oggi lo sappiamo, il burro non funziona tanto bene. No, infatti. Ecco, però è un po' ridicolo che sia vietato, sia condannato a rogo. Io ho l'impressione che dicendo queste cose oggi in quel campo noi facciamo un po' la stessa figura. E fra 20 anni saremo un po' patetici come il giudice che condannò a rogo le copie di Ultimo tango a Parigi. E invece, in quanto a giudici, quindi tu sei fiducioso della magistratura e Dell'Utri sarebbe stato comunque non assolto, perché non è stato assolto, però non condannato, anche se non ci fosse questo clima di maggiore coesione complessiva. Guarda, io come dicendo ho fiducia nella magistratura, si dice una cosa ovvia, un po' scontata. Io credo che la magistratura sia né più né meno come il resto della società. altre professioni? No, ci sono le altre professioni. Ci sono medici ignoranti e bravi che si preparano. Ci sono giornalisti cialtroni, giornalisti invece bravi che studiano, che scrivono. Ci sono magistrati corretti e ci sono magistrati che lo fanno come una missione sociale. Ora, è vero che, tanto per dire qualcosa di la teoria della conquista delle casematte di Gramsci ha un fondamento, no? Si trattava di conquistare le casematte del potere. La cultura
la magistratura, la scuola. Questo occorreva fare e in parte ci sono riusciti, ma questo non può inficiare un giudizio complessivo sulla magistratura. Credo che ci siano buoni magistrati e ci siano pessimi magistrati. E credo che in questo caso quei magistrati non avrebbero modificato il loro parere in virtù di un clima magari diverso. Credo, spero, voglio... No, Alberto, una domanda. Ci sarà un giudice a Berlino. Ostia, speriamo anche che sia Anche perché c'è onesto. un appello che va rifatto e magari in quella sede gli sarà resa giustizia, speriamo. Alberto, tu non hai mai fumato uno spinello, quindi? Non ho mai fumato uno sì, spinello. sì. E perché Mitt Romney eri un po' titubante, forse? Hai detto forse, no, mi sembra. Perché vedo che la situazione Per chi fai il tifo tu? per lui. Anche le primarie Però repubblicane? però vedo che insomma c'è una situazione nelle varie primarie che si stanno svolgendo che a mio avviso può essere complessa e quindi dico temo di no, proprio perché faccio il tifo per lui. Tu Giancarlo segui la politica americana? Mi piace, sì, Mi piace. la trovo affascinante, di grande esempio in alcuni casi. No? Perché in Italia non Pensiamo si può- solo al finanziamento dei partiti, beh, insomma, il nostro sistema è qualcosa di indecente. Tu hai di battuto molto in vergognoso. questi ultimi giorni sul Ma scusa, finanziamento ma- pubblico. Ma sarà lecito sapere come mai questi partiti sono così ricchi che hanno soldi perfino per investirli in Tanzania o per farne sparire 13 senza che nessuno se ne accorga? In realtà sembra che siano 100. Tu te ne accorgeresti se ti Ma rubassero scusa, 13 milioni? ma io mi immagino. accorgo anche se eppure non si dice niente, no? È paradossale il silenzio, quasi una forma omertosa di connivenza. Come spariscono 180 milioni, patrimoni immobiliari enormi, silenzio. Io francamente, là in America per carità c'è un dubbio sempre, qualcuno me l'ha segnalato, perché è vero anche che se tu finanzi un partito in qualche modo Influenzi. Però lì c'è la legge sulle lobby che è molto diversa rispetto ecco, alla nostra. appunto, c'è una legge sulle lobby e soprattutto è una cosa palese, evidente. Che tanto è così, trasparente. certo. Non c'è Forse dubbio. qui non accade ugualmente. Sì, come accade ugualmente. finanziamento, No, In appunto. forma occulta senza che nessuno ancora ne sappia peggio, niente, no? Quindi come sempre non c'è mai la soluzione perfetta, però un po' meglio. Domanda di così. per Galan, My Freedom TV ce lo chiede. Domani si firma lo statuto dell'Euroregione tra Italia e Austria e lui ne è stato precursore, ne è contento? Parzialmente, perché è sempre stata un'intuizione quella del Veneto come centro roccaforte dei rapporti con l'Est. È sempre stato così. La caduta del muro di Berlino e tutti i significati, tutto quello che ne è connesso, è stata la più straordinaria opportunità per noi veneti, per noi dell'Est dell'Italia. Avere un grande mercato dove era naturale che fosse l'asse centrale europeo che si sposta da Parigi, Milano, Genova a Berlino, Venezia. Grandissima opportunità. E allora bisognava coltivarli con ancora maggiore forza i rapporti, come ho fatto. L'Euroregione è una vecchia idea di Illy, mia e di Jakovčić per l'Istria e di Haider per l'Austria, va riconosciuto che adesso vedo che come le idee buone va avanti, però si è perso un po' di tempo, si è persa un po' di forza, si è voluta inseguire la Padania e invece che quello che maggiormente ci... Poteva essere il nostro interesse. Sì. Lorenzo 1992 ci scrive: l'Emilia Romagna è consegnata alle sinistre a causa della continua litigiosità tra ex AN e ex Forza Italia. E gli ex AN hanno la golden share, secondo Lorenzo. Con tutto quello che stanno facendo AN e anche a Ferrara si vincerebbe tranquilli. Cosa commenti? Ha scritto un po' male Lorenzo. È vero in parte, non è vero. Certo, il tasso di litigiosità, laddove tra l'altro si è minoranza, è un harakiri privo di qualunque senso, sempre che l'harakiri abbia un senso. Però c'è un problema a monte. Il problema a monte è che in Emilia-Romagna noi siamo, in particolare come PDL e prima come Forza Italia, non ho difficoltà a ripeterlo, siamo abbandonati dal livello centrale. Punto.
punto lo siamo sempre stati. Qualcuno sosteneva che ci fosse quasi una specie di calcolo a monte, cioè che poiché c'è un sistema economico particolarmente vicino al centro-sinistra ci sia sempre stata una specie di clausola di salvaguardia nazionale per alcune zone del paese, ma probabilmente sono malelingue, o perlomeno me lo auguro. Cosa pensi di Gianluca Pini, il deputato della Lega, che ieri ha dichiarato durante la Zanzara, dove tu vai spesso a divertirti, che mica tanto, loro si divertono. Allora ci fai divertire a noi come ascoltatori, faccio cose più divertenti in qualche occasione. Comunque Gianluca Pini ha dichiarato che lui non si sente italiano, ma si sente deputato della Lega, quindi attribuendo una territorialità a tutta la Lega, insomma. Devo dire che intanto annovero a Gianluca Pini in questo momento fra i residenti nella mia provincia, perché so che risiede a Fusignano, provincia di Ravenna, benché sia forlivese. Sono posizioni leghiste. Io mi sento italianissimo. Io vorrei proporre una cosa: mettiamo la dogana per Pini qui alle porte a prima porta, e così almeno ci deve fare vedere il passaporto della Repubblica da dove viene. No, cambiamo argomento, perché di Pini francamente non mi va di parlare di Pini a movimentando. Posizioni leghiste sono cazzate ma enormi, dai, altro che clamorose, dai. scrivilo su Twitter. Allora, due argomenti. Ritorno a Forza Italia. No, io sinceramente non è una cosa che mi affascina, vengo da quel mondo, ma mi sembra un po' un ritorno al passato. Tu cosa dici? Puoi aver ragione, però tu sei giovane, io non ho grande fantasia e non riesco a immaginare qualcosa di nuovo di cui ci sarebbe bisogno, che riassuma il buono, che formati, che riassuma il buono, ce n'era tanto, dell'idea di Forza Italia, quel buono che si è aggiunto dopo con l'idea futura. Prendetela con la mia, mi prendo io con la mia limitatezza nella fantasia e dico che però insomma alcune cose straordinarie le abbiamo fatte, soprattutto l'idea era. È quello, perché poi se parliamo di vittorie forse ha vinto più il PDL rispetto a Forza Italia, perché ha vinto tutto, ha fatto l'unplane. Era in una fase sicuramente positiva. Con meno anima, insomma, tu non eri ancora nato forse. Io sono dell'83, avevo 11 anni. 11 anni, per cui ecco, io ti assicuro che quegli anni 93, 94, l'autunno del 93, la primavera del 94 è stato un periodo della mia vita certamente il più affascinante, più bello, più denso, ma anche per gli italiani, per quel 50% di popolazione che ci ha creduto, che veniva negli scantinati, insomma è stato qualcosa di assolutamente straordinario, ahimè irripetibile, tant'è vero che io non trovo un nome buono, un nome migliore per dare a quelle speranze, a quei sogni, ahimè qualcuno è rimasto sogno e speranza, un nome che le identifichi. Un'ultima domanda sulla caccia. Che cosa pensi di questo argomento relativamente anche alle posizioni abbastanza ambientaliste che si stanno profilando all'interno del PDL? Penso alle battaglie anticaccia della Brambilla e di tante donne del PDL. Io penso che non si debba mai essere estremisti. La caccia è un'attività che c'è da sempre in Italia, in Inghilterra, in tutto il mondo, credo con pochissime eccezioni. Per cui si tratta di regolamentarla nel modo più civile possibile. C'è nelle regioni a guida di sinistra e c'è nelle regioni a guida di destra. Insomma, penso che abolirla sia un atto di violenza nei confronti dei tanti che lo fanno in un modo assolutamente corretto. Espanderla oltremodo sia un'altra forma di estremismo che fa i danni degli stessi cacciatori. Dico che la caccia fatta bene è un'attività assolutamente compatibile e anche degna di avere una legislazione in questo Paese. Sì, premesso che sono di parte in quanto figlio di cacciatore, Michela Vittoria Brambilla ha fatto tanti di quei danni a livello elettorale sulla caccia, e lo dico in particolare nella mia regione dove è stata eletta,
e dove non è stata amata neanche come ministro del turismo, così la diciamo tutta, ma convinto. Vabbè, non c'è Michele, non può replicare. Ha fatto veramente molti danni, se non altro perché la sua posizione, che era una posizione personale, che formalmente non risultava lei la responsabile caccia del PDL e nemmeno responsabile ambiente, e tantomeno la responsabile ambiente, è parsa a livello mediatico la posizione del PDL, e noi, sempre in favore della Lega, che invece sulla caccia ha sempre strizzato maggiormente l'occhio, abbiamo perso elettori anche a causa di queste posizioni ferocemente anticaccia, è stato molto fini a se stesse di Michele Vittorio Brambilla. Scusate, no, ma la spiegazione è un forum che mi è piaciuto, faccio il retweet, se qualcuno twitta questa cosa lo retweeto. Bene, noi siamo in chiusura, ringraziamo Giancarlo di esserci venuto a trovare, spero che magari dopo l'amministrativo di fare un passaggio a trovarci. Io mi sono divertito, spero che non si siano no, qui è ascoltato, se tu mi chiami torno. Volentieri, ti chiameremo dopo l'amministrativo e magari per commentare insieme questo grande successo che sarà. Puoi anche dire, Bene, grazie anche a te Alberto, vuoi aggiungere qualcosa? No, bene. Però sono sempre ottimista, persino sulla ma figurati, secondo me vincere così. Solo a Riolo Terme, dove ci sarà una meravigliosa lista civica in cui ci stanno tutti, UDC, Lega, eccetera, e non si vede il simbolo del PDL. Viva l'ottimismo, grazie anche a Piero di essere stato con noi, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a tra un'ora circa, ve lo dico subito, un paio d'ore saremo qui per parlare insieme a Angelina Fatti di cos'è la rete 2.0 e come si fa politica al tempo di oggi. Ciao! Ciao ciao!